Attenzione, due parole d'ordine per iniziare al meglio una nuova annata tutta da vivere. Due squadre, due cuori pulsanti, una sola città. L'obiettivo al termine di una strada diversa è sempre lo stesso: essere i migliori. Buon pomeriggio amici di Sportisili, da Francesco Cammuca qui dal Pala Don Bosco, dove si stanno per affrontare Palermo Calcio a 5 e Athletic Club Palermo. Da Ricca, controllo e destro, Romeo in due tempi, primo tiro verso lo specchio della porta per il Palermo Calcio a 5. Giocata a Marsala, Davigo e i suoi compagni ha fatto molto bene, ha giocato la semifinale proprio contro il Villauria, mentre intanto affonda Fiorentino, il quale non trova la porta. C'è una muraglia rosanero davanti alla porta, fischia l'arbitro, la suolata per Vallecchia che la piazza col sinistro, palla fuori, non c'è stata deviazione. E sradica il pallone dai piedi, avanza Tuve, poi la conclusione sul fondo di Di Cara, questa decisamente più pericolosa. Non c'è stata deviazione, quindi si riparte dal fondo ed è già ripartito Romeo. Attenzione all'avanzata di Fiorentino, il tocco per Di Cara, l'uscita di Mistretta che evita il gol. Fiorentino pressato da Davì, ancora però Fiorentino riesce a liberarsi, palla scucchiaiata per Tuve che si gira, calcia, palla sul fondo ancora, è stata di grande lavoro. Davì intanto prova a puntare, scambia con Pecoraro, Davì, l'uscita di Romeo che difende il primo palo, palla in calcio d'angolo. La rimessa con Tuve che interviene, poi Lupo, Rizzuto, Davì, finta il consegnato, Davì! La palla forse sul palo, forse l'ha presa Romeo, ma palla gol ghiottissima, ancora per il Palermo. Già qualcosa in più rispetto agli altri. Intanto palla dentro! Pecoraro! La sblocca lui la partita! È 1-0 per il Palermo Calcio a 5 e segna al suo ritorno in maglia rosanero Mattia Pecoraro. Cerca di muoversi, viene fermato dall'intervento di Fiorentino, poi ancora recupera Mineo, palla allontanata, Mineo ci riprova, da Ricca, il gol del 2-0 per il Palermo Calcio a 5, ma qui gran parte del merito va a Fabio Mineo che l'ha recuperata e l'ha messa sui piedi di Vincenzo da Ricca. Quello di trasmettere al meglio possibile, ci rendiamo anche conto che a livello strutturale qualcosa non va, mentre è decisamente qualcosa che va il destro di Fiorentino che segna il gol del 2-1 per l'Athletic Club Palermo. All'improvviso la fiammata, da Ricca prova a puntare, converge da Ricca, spazio per il tiro, la sbuccia Romeo, quella palla rimane lì. Il fallo di Sgarlata ed è clamoroso il tiro libero di Fede. Palermo Calcio a 5, ma l'arbitro ha deciso. Di Cara contro Mistretta, fischia l'arbitro, la rincorsa di Di Cara che realizza il gol del 2-2. L'ha toccata, l'aveva toccata Mistretta, ma non è bastato e allora segna Di Cara. E torna la buona norma che abbiamo avuto per tutta la scorsa stagione. Intanto il palo colpito da Pecoraro sulla conclusione deviata da Tuve, dall'altra parte non controlla Fiorentino. Ha vinto il Bonifatto 4-1 e poi le gare di ritorno tra 7 giorni. Tuve sul fondo, la conclusione. Ci ha provato da lì poco fa, preferisce giocarla, poi però rischia di perderla. Alla fine Davì, suolata, Saviano se l'è inventato questo gol, è il gol del 3-2 per il Palermo Calcio a 5. Ha rischiato di perdere la palla 1000 volte, alla fine però ha trovato il varco, quello che vale, il 3-2. Davì prova a passare, lo ferma Vallecchia, grande lotta da una parte e dall'altra, ancora Davì a recuperare palla, la perde però successivamente allora Di Cara, la palla per Fiorentino, Mistretta sul palo e la palla che viene allontanata, occasionissima ancora per Fiorentino. Qui intanto prova a passare Sgarlata, non ci riesce, Fiorentino prova ad accelerare contro Marretta, lo ferma Sgarlata senza commettere fallo e allora Pecoraro contro Tuve, destro sul fondo, ora
Da Ricca, lungolinea a Mineo, Tuvè allunga i tentacoli ma ancora Mineo sul pallone, resiste alla carica, poi Tuvè rischia qualcosa e alla fine Da Ricca gliela porta via. Da Ricca per sbarlata, la palla fuori con deviazione, calcio d'angolo. Fiorentino in spaccata Marretta, gliela porta per un attimo, poi ancora Fiorentino calcia, deviato il suo tiro, allora Mineo può ripartire 3 contro 2 Palermo. Mineo, il tocco per Sgarlata, che sinistra, Sgarlata, interviene Romeo in spaccata, poi non riesce a salvarla il Palermo. Interviene Lupo che però non riesce a gestirla, allora Di Cara va giù senza fallo, si è fatto male Di Cara, continua a giocare l'Athletic, la conclusione di Fiorentino, parata da Mistretta quando tutti si erano fermati. Fiorentino non punta, chiama fuori Casamento, poi scarica su Francesco Tuvè. Recupero di Saviano che può andare. Saviano! Doppietta di Saviano, l'eroe del Palermo calcio a 5, porta la maglia numero 22. Fiorentino, punta Rizzuto, non lo salta perché c'è ancora Saviano che la tiene, vediamo se va in contropiede, decide di rallentare perché è finita la partita, suona la sirena, il Palermo calcio a 5 si aggiudica la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di calcio a 5 di Serie C1, batte 4-2 l'Atletico Club Palermo, ma che bella partita, ma che bel modo di riprendere, di iniziare questa nuova stagione all'insegna del grande futsal targato Sportisili.